La marcia serrata del Cotton Club continua. La squadra di Maurizio Giuseppucci solleva al cielo la Coppa Italia di Serie A2 battendo i rivali del San Giovannella, anch'essi protagonisti della prossima Serie A di Lega. Una vittoria targata ancora una volta Mario Artistico. Maurizio Giuseppucci, il presidente, mi ha chiesto una mano e io sinceramente sono venuto però non sapendo che c'era questa organizzazione da parte del presidente, del team manager nostro. Il progetto procede spedito, il prossimo step è forse quello più arduo. Il contatto con la massima serie che si rinnova e cresce di anno in anno potrebbe essere traumatico, perciò dalla società in arrivo 3 rinforzi pesanti, 3 nuove colonne ancora da svelare di quella che potrebbe rappresentare la vera sorpresa della prossima stagione. Non ci rilassiamo fino in fondo perché mercoledì abbiamo la finale e da quel momento in poi penso che si possa pensare al prossimo anno. Col presidente ne abbiamo parlato, di giocatori, di voci e di movimenti comunque di mercato se ne sente parlare. Sicuramente puntiamo a fare una Serie A da protagonisti e non da comparse. Per adesso ci godiamo però il primo trofeo della stagione, oltre alla promozione in Serie A. L'organizzazione mostrata sinora ha portato alla vittoria del proprio girone e della Coppa Italia di categoria, il talento e l'esperienza di alcuni elementi chiave, per citarne alcuni, Zamperini e Lefebvre. Pone il Cotton Club come favorito anche nell'ultimo scontro della stagione, quello col Cottini Servizi Assicurativi, finale di Coppa Promozione. Si vede più dall'occhio più la giocata, il gol, quando invece il lavoro più grande lo fanno magari Lefebvre come prima punta che prende botte dal primo all'ultimo minuto, gli altri che corrono anche quando magari io mi fermo per recuperare un attimo. Roster di Serie A, tenete gli occhi ben aperti e non sottovalutate il pericolo che giunge dal basso. Venere in bikini Docet, il Cotton Club fa sul serio.